Jefte, il Galadit, aliere un vuerir di prime. Aliere fi di un'esdrondine che l'uveve vud di Galad. Ma la femmine di Galad i parturì anche altri fis, e i fis di queste femmine crescius a parar in furiefte di ginti. Tu non tu varas parta la ereditat di nestri pari, parce che tu sos fi di une femmine foreste. Jefte allora a stiampà lontan dai siei fradis e si sistemate tiere di Tob. Al tiradoglie une marmae di bintars che ilerin da uri. Poc tim dopo a capitarin i Ammoniz a combatti quintri Israel. E quanche gli Ammoniz a scominciarin la guerra quintri di Israel, gli anzians di Galad elerin a Ciriefte tetiere di Tob. I digerin, Anin, fani su di sorestant, in mu deriva a batti Ammoniz, ma Jefte rispondea agli anzians di Galad, no seiso watris che mi vevi sinasse e che mi vei sparat fur di chiase di mio pari, parceviniso di me como cosei s'intrigas. Gli anzians di Galad ti risponderin a Jefte, alle propit parchel che cumo s'invignus di te, anincunno, tu combatteras i Ammoniz e tu saras il nestri sorestant, ch'el di dute la in di Galad. Jefte rispondea agli anzians di Galad, se mi faceis tornar par combatti gli Ammoniz e se il Signor mai mettes mes mans, allora us fagerai di sorestant. Che il Signore al fagi lui di testimoni fra di noi, i risponderin a Jefte gli anzians di Galad, se non no fasarin da che tu has destinato. Allora Jefte al partì cui anzians di Galad, il popol lo mette sorestante comandant, e Jefte al tornar ripeti tutte le sue condizioni a Mizpe, pregince dal Signor. Jefte al mandà mes dal re dagli Ammoniz di, c'è si vino fatti io e te che tu sei svenuta a fa une guerre in te metiere. Il re dagli Ammoniz rispondea in mes di Jefte, alle parvie che Israel, quanca le venut su dall'Egit, mi ha spodestì de metiere, dall'Arnon fino al Jabok e al Jordan. Tornaimi como duta buinis. Jefte al mandà in daur mes dal re dagli Ammoniz e dise, Jefte al discussi, Israel non l'ha roba della tiere di Moab, ni che dagli Ammoniz. Quanca le venut fur dall'Egit, Israel l'ha marciata al desert fin tremai al mar d'Estianussis e all'arrivata a Cades. Allora Israel ha mandat mes dal re di Edom a di, lascimi passare par chi par plasè, ma il re di Edom non l'ha voluto sentire gions di sorte. I mandà anche dal re di Moab, che non volesse avent, e così Israel al restà a Cades. Po dopo, l'antindenant pal desert, al voltà viers de tiere di Edom e di Moab, e all'arrivà a Jevade de tiere di Moab. Il popol si campà di là dall'Arnon e non gli entrà grant al territorio di Moab, parce che l'Arnon al fas di confin con Moab. Israel al mandà da spomessa Sicon, re dagli Amoreos, cal regnave a Chesbon, e Israel al mandà di, lascimi par plasè passà pe totiere par arrivà a destinazione. Ma Sicon non la sa passà Israel pe sotiere, al tiradoglie tutti li soschiris, li scampaias e al tacà Israel. Il Signor, Dio di Israel, al mette Sicon e tutte la sua congreghe tes mans di Israel, che iu paratox, e Israel, al chiapà paronance di tutte la tiere dagli Amoreos,
che ierina sta ventilà. All'arrivà così a Paronà sun tutte la tiere dagli Amoreos, dall'Arnon fin tremai a Jabok e dal desert fin tremai al Giordan. E come che il Signor, Dio di Israele, ha fatto cori Amoreos denanda al suo popolo Israele, tu varessi tu di fanno scori no. No sestu già paron, di tut ce che camo sto Dio, ti ame tutte stos mans. Con la stessa ragione, duce che il nostro Signor, Dio, ora portat via a di che iatris, come alle nostre. Saressi tu plui bulo di Balak, fi di Zippor, re di Moab? Hai al vierbocchie che il quintre di Israele, hai al fatueris? Quanche Israele si è plantata a Kebson e tai bors dell'intor, a Aroer e tai bors dell'intor e in tutte le città che sono sulle rive dall'Arno, che sono 300 anni, parcendo li sveso tornati sacchioli, tache volte. Così pio, a ti non ti hai fannuie, ma tu però tu agisci svonde mal tacammi me, che il Signor, il giudice, al fagi sentence lui come fra i figli di Israele e il re dagli Ammonis. Ma il re dagli Ammonis non le da urde speraulis che Jefte i veve mandata di. Il spir di Dio al vigniu sore di Jefte, che al passà fur par fur Galad e Manasse, al passà par Mizpe di Galad, e di Mizpe di Galad al passà parli dagli Ammonis. Jefte i face una vota al Signor. Se tu mi metti stes mans i Ammoniz, quel cal saltarà fur par prin dal porton de Metiase par venim inquintri quanche o tornarà in Daur, dopo di ve vinciuti Ammoniz, quel alzarà dal Signor, e io gliel'uffrisarai come un olocausto. Jefte al passate tiere dagli Ammoniz partacaiu e il Signor gli ai mettete sos mans. Iuffisca di Aror fin tremai des bandis di Minit, chiappant vincitas e fint a Abel Keramim. Un pest fenomenal, gli Ammonis a scugnir in sbassà la creste denan di Israel. Quanche Jefte al tornà in Daura a Mizpe chiase so, ve che Sofie e saltà fuori in quintri balant con compagnament di tamburei, al veve dome che, e fur die non veve ni fie ni fi. Appena che la Iodè si sbregai vistise al berlà, fie me di cur, che tu mi copis, se tu savessis il mal che tu mi fagis, io avevi date la me per aule denanda al Signor, e come non pos pui torna in Daur. Iei rispondè, Pai, se tu has chiappat ch'est impegn col Signor, fas come che tu gli has impromettut, dal momento che il Signor ti ha dato la fortuna di poterti svindicare dai tuoi nemici, gli Ammoniz. Poi dise a suo pari, fasimi dome queste grazie, lascimi libere par 2 mesi, o vuoi là a coria tor su pesmons, e con i mes compagnis o vaierai sore de me virginitat. Vadis a lui, e le lascia là par 2 mesi, e così ie partì, ie e li sos compagnis, e avai la sua virginitat su pesmons. Spirazzi 2 mesi e tornadi so pari, e lui al mantigni su nie la vot che aveva fat. Iemo non aveva conosciuto di lì e ven chiste usanze di Israele. Ogni anno li sfantatis di Israele avan par 4 dies a tiantà di muart per fie di Jefte il Galadit.